Nota stampa del cartello sociale relativamente ai comuni morosi e alla manifestazione che si è svolta qualche giorno fa davanti alla prefettura. Il cartello sociale afferma come ammontano oltre 800.000 le utenze non pagate dai comuni per i servizi già ricevuti nelle proprie strutture. A tal proposito il cartello sociale della provincia di Agrigento scrive una lettera aperta al Consiglio di amministrazione dell'AICA per conoscere quali intenzioni intende porre in essere per il recupero di queste risorse economiche non proprio modeste. Non comprendiamo, sottolineano i rappresentanti del cartello sociale, perché un cittadino magari disoccupato viene immediatamente diffidato e nei suoi confronti si avviano le procedure di riscossione coatta, mentre ai comuni è consentito di non pagare. Così come annunciato nella manifestazione davanti alla prefettura, i rappresentanti dell'ufficio diocesano di pastorale sociale con la CGIL, la CIS e la UIL si rivolgono a quei sindaci che pubblicamente hanno dichiarato di non voler girare le risorse ricevute in prestito dalla regione per consentire all'azienda idrica AICA di far fronte alle spese impellenti e sapere i motivi di tali ritardi, stigmatizzando il comportamento di quei comuni morosi, come ad esempio il comune di Raffadali, che ha un debito per bollette non pagate di circa 75.000 euro, quello di Licata per 120.000 euro e quello di Palma per 140.000. Il cartello inoltre torna a fare un appello ai comuni che hanno già avuto le risorse, come ad esempio il comune di Montevago, che nella giornata di ieri ha versato risorse economiche per circa 75.000 euro ricevute dall'assessorato e girate appunto alla società idrica argentina. Il cartello sociale, come promesso la settimana prossima, se non riceverà riscontro da parte di quei comuni che hanno ricevuto i soldi e che non hanno proposto la relativa delibera del Consiglio Comunale, manifesteranno davanti alla sede di ogni singolo municipio. Nel frattempo, conclude il comunicato stampa, si attende la fiducia e il confronto che sotto la regia della prefettura dovrebbe vedere seduti allo stesso tavolo i sindaci che con il loro comportamento hanno dimostrato di credere nel futuro dell'azienda consortile, gli assessori regionali interessati, quello dell'energia e delle autonomie locali.